La nostra costa ha visto nel giro di 2 giorni il verificarsi di momenti straordinari e significativi. Si tratta della nascita di circa un centinaio di piccole tartarughine, più precisamente 81 presso il lido Marina di Menfi e 41 presso il lido Cannatello di Agrigento. I volontari dal 10 agosto hanno sorvegliato il nido, hanno lanciato l'avviso al gruppo del WWF, così quando hanno cominciato ad osservare la nascita delle prime tartarughine è stato un susseguirsi di bellezza, tenerezza, l'osservazione delle piccole teste seguite dai carapaci con le pinne a farsi largo nella ruvida sabbia alla conquista della libertà, della vita e del mare. Alla fine ne sono venuti fuori 41. Si è avuta come la consapevolezza di trovarsi di fronte all'ennesimo miracolo della natura. I volontari, gli operatori dei progetti Tartarughe ed Euro-Tartves WWF si sono così immediatamente recati sul posto e hanno organizzato e coordinato quanto necessario alla messa in sicurezza del sito, mentre venivano informati la Guardia Costiera e la ripartizione faunistica. Per tutta la mattinata è stato un viavai di residenti che in un modo o nell'altro hanno partecipato nei giorni scorsi al monitoraggio e che hanno potuto così assistere per la prima volta nella loro vita alla nascita delle piccole tartarughe. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni si attende inoltre ancora la schiusa dei fratellini di queste prime tartarughine, che qualcuno ha voluto femmine perché sembra che sia così in natura. Si spera che escano dal nido un'altra sessantina di piccole caretta, visto che il carico di uova di un nido ammonta quasi sempre a 100. Sarà quindi una festa, una gioia, il trionfo della tenerezza che la natura ci regala per ricordare al mondo la fragilità nel sistema planetario e biologico di cui la tartaruga marina rappresenta la sintesi ideale di concepimento della tenerezza.